Tutti in coda a firmare un impegno a sostenere le imprese stremate dal caro energia. L'Associazione Commercianti del centro di Padova, capitanata da Massimiliano Pellizzari, ha invitato i candidati alle prossime elezioni politiche a firmare una dichiarazione di intenti. Sottoporremo all'attenzione di tutti i candidati al Parlamento della Repubblica, facendoli impegnare, facendoli prendere un impegno molto chiaro, che è quello di adottare tutte le misure necessarie nel caso in cui dovessero il 25 di settembre essere eletti, adottare tutte le misure per poter calmierare finalmente i prezzi energetici. Noi siamo estremamente preoccupati, abbiamo finito la liquidità, non riusciamo a pagare bollette che sono quadruplicate rispetto a pochi mesi fa e anche rispetto ovviamente all'anno scorso. Qui ci arrivano fondamentalmente importi di 3, 4, 5 mila euro come se fossero noccioline. Purtroppo la situazione è drammatica. Con la firma chi ha sottoscritto il manifesto, redatto da CC e sottoscritto già da almeno 300 commercianti, si impegna una volta eletto a farsi portavoce delle istanze degli esercenti che hanno bisogno di non far cessare le loro attività. 2 anni di pandemia che ci hanno letteralmente massacrato, oggi che pensavamo di vedere la luce, siamo di fronte a questo nuovo problema che bisogna risolvere veramente in tempi rapidi. Ecco, noi pensavamo francamente che chi in questo momento stava seduto a Roma, voglio dire, avesse messo mano nei mesi passati, perché voglio ricordare che gli aumenti energetici noi non li abbiamo dalla settimana scorsa, ma dai primi di gennaio.